Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo collegati qui negli studi di Vittorio Veneto per parlarvi di un progetto, il progetto Shares, che ha visto protagoniste molte realtà del territorio unite per un comune obiettivo che andremo a raccontarvi nel corso di questo speciale al quale partecipano gli ospiti che vado a presentarvi, e quindi Laura Ceccarini, assessore alla città solidale e inclusiva e alla famiglia, benvenuta qui negli studi della Tenda TV. Grazie. E Stefania Chies, responsabile dei servizi alla persona, sempre del comune di Vittorio Veneto. Benvenuta, ben trovata anche a lei. Allora, dicevamo, questo progetto che riguarda le persone, per così dire, non più giovanissime, ma al tempo stesso riguarda una sorta di riqualificazione di un luogo che appunto ha trovato una nuova vita negli scorsi mesi. Io inizierei subito a chiedere all'assessore Ceccarini, però prima di addentrarci proprio nel progetto, di raccontarci com'è un po' la situazione così delle persone non più giovanissime, qual è la fotografia, lo stato delle cose del nostro comune, del comune di Vittorio Veneto. Sì, innanzitutto tramite la Tenda TV entriamo volentieri nelle case dei nostri cittadini. Cittadini che, si sa, a Vittorio Veneto una buona parte è costituita da persone anziane. Si dice over 65, sopra i 65 anni, anche se insomma qualcuno potrebbe offendersi, no? di sentirsi definire anziano a quest'età, però diciamo che da là in su. E a me piace dire, no, che ci sono tante persone della terza, anche della quarta età a Vittorio Veneto, e allora vorrà dire che a Vittorio Veneto si vive anche bene, no? Se si arriva così avanti negli anni, e spesso anche in buona salute e attivi e pieni di risorse. Ecco, perché dobbiamo dirlo, la nostra città può contare veramente sulle risorse delle persone anziane che sono ancora attive nel volontariato, che sono nonni impegnati, per fortuna che ci sono i nonni, no? nelle nostre famiglie. Sono persone che amano frequentare la città, le attività che vengono proposte, teatri piuttosto che passeggiate. Citiamo anche l'Università degli Adulti, che è molto attiva e che fa un servizio eccezionale per chi? Adulti, ma soprattutto pensionati, quindi torniamo sulla terza età. Ecco, quindi diciamo che noi abbiamo un tessuto sociale anziano, però molto attivo. Non dobbiamo nasconderci che esiste anche una parte di popolazione che vive questa fascia della propria vita, questo periodo della propria vita, in condizioni un pochino più difficoltose. No? La salute è una fortuna e la situazione anche familiare a volte non manca per mille motivi. Ecco. E quindi dobbiamo tenere presente di tutti quanti i nostri cittadini. Appunto l'assessore faceva riferimento, ha dato un po' uno spaccato di quella che è la situazione della popolazione di Vittorio Veneto, e per andare un po' incontro alle esigenze, diciamo, di questa parte della popolazione che spesso magari si sa, magari viene dimenticata, oppure ci sono realtà, poi parleremo ovviamente anche con Stefania Chies, così dal suo osservatorio dei servizi alla persona, dei servizi sociali della città di Vittorio Veneto, per capire un po' com'è appunto la situazione, ma per offrire una proposta alternativa. Qualche anno fa, per la verità, è partito il progetto Shares, che appunto è un progetto volto al miglioramento dell'equilibrio fisico, psicologico e per la socializzazione delle persone anziane di Vittorio Veneto, e con un focus particolare al quartiere di Ceneda. Assessore,
Sappiamo che appunto l'assessore Ceccarini è arrivato un po' in corsa in quanto è in carica appunto dal mese di luglio, però proviamo a tratteggiare un po' così questo progetto Shares, partendo anche magari, perché no, dal nome che lo contraddistingue. Sì, allora il progetto si chiama Shares, che è l'acronimo di una lunga frase, ma ha anche il significato in inglese appunto di condividere, condivisione, condividiamo. E quindi l'obiettivo era proprio questo, no? Quello di creare un luogo di aggregazione, un luogo dove far incontrare quegli anziani, quelle persone che tendenzialmente non escono di casa, non partecipano spontaneamente alle attività che vengono proposte in città. L'occasione si è creata perfetta perché in via Cosmo c'è una palazzina di appartamenti con una stanza comune e molto bella, eccola qua, la vediamo nelle immagini, ha una stanza comune che si presta proprio ad essere quel luogo di ritrovo, di condivisione. Quindi, insieme a questa cordata di associazioni del territorio, il Comune ha coordinato questo progetto che mirava a creare delle occasioni di ginnastica, filò semplicemente la voglia di chiacchierare insieme, di musicoterapia. Perché? Perché ogni associazione ha portato le proprie competenze, ha portato le proprie idee, è stato un insieme. Si sono ascoltate le persone della palazzina chiedendo che cosa avrebbero voluto trovare e con esiti, insomma, a volte più felici, a volte meno. Ma perché? Perché il tutto è partito quest'estate e ricordiamo tutti il caldo incredibile. Sì. Fermo un attimo l'assessore, perché appunto abbiamo visto nelle immagini questa sala, una sala molto bella, una sala particolare caratterizzata da alcune vetrate molto belle, e diciamo che il percorso dei partner di queste realtà, che tra poco andrò anche a citarvi, è iniziato però, diciamo, in maniera operativa alla fine del 2023. Tutti i vari partner capeggiati dal Comune di Vittorio Veneto si sono messi attorno a un tavolo e hanno detto: che cosa facciamo all'interno di questo luogo? Come possiamo provare a far rivivere questo luogo? Un luogo che era chiuso da diversi anni. E qui passo la palla e la parola a Stefania Chies, che ricorderà le prime riunioni in cui c'erano molti punti di domanda. Allora, sì, il progetto, come abbiamo detto, ha una storia molto lunga. Nasce nel 2021. Risponde a un bando della Regione, siamo in pieno periodo del Covid e quindi c'era l'esigenza un po' di avvicinare i cittadini, soprattutto gli anziani, al territorio, reinserire, offrire loro occasione di nuovo di inclusione e di socialità, cose che in quel momento scarseggiavano. Il tempo poi è passato, finalmente il progetto ha potuto partire a fine 2023. È chiaro che lo scenario del 2021, anno in cui il progetto è stato scritto e pensato, era diverso da quello del 2023. Anche i partner erano cambiati, perché i protagonisti che avevano aiutato il Comune a scrivere quel progetto erano cambiati. Restava chiaramente il nome dell'associazione, ma di fatto poi gli interlocutori erano persone diverse. Quindi abbiamo speso molto tempo, un po' per riconoscerci anche, perché dovevamo spiegare il progetto, farlo rientrare di nuovo in un contesto di senso, naturalmente, perché il senso era appunto cambiato, e poi cercare di capire dove voler parare. Come diceva giustamente l'assessore, l'obiettivo è di far star bene le persone, soprattutto le persone anziane in particolare, perché sono i primi destinatari di questo progetto. Quindi poi dovevamo un po' rivedere anche la sede. Il progetto nasce attorno a via Cosmo, in particolare a questa palazzina che è di proprietà dell'Ater, che il Comune ha, di questa stanza il Comune ha la gestione, e che da molti anni era stata data al Movimento per la Terza Età.
con il Covid il movimento per la terza età era finito, però la natura di questa stanza rimaneva ai nostri occhi, quindi bisognava di nuovo ancora destinarla a quella tipologia di persone. Ricordiamo che quella palazzina poi è destinata in via esclusiva a persone che hanno almeno 65 anni di età, quindi era il contesto perfetto in cui cominciare a muoversi. E quindi una volta spiegato il progetto ai partner abbiamo cercato di capire che cosa potevamo ognuno di noi fare e offrire a queste persone, chiaramente persone autonome con anche dei problemi così, anche di socialità, problemi anche di salute, problemi relazionali, abituate quindi a vivere in maniera autonoma e da molto tempo non più abituate a dialogare tra di loro. Quindi ecco che ogni partner ha portato fuori le proprie risorse, i propri talenti, le proprie vocazioni. Quindi, come ha detto l'assessore prima, c'è chi ha offerto ginnastica, anche molto particolare, chi semplicemente però in maniera molto significativa si è offerto di offrire un tempo in cui le persone spontaneamente vanno lì a parlare, a chiacchierare. Poi ci sono altri incontri, i più disparati, momenti anche in cui hanno potuto vedere attraverso il partner che abbiamo qui, che gentilmente questa sera ci ospita, la tenda, anche un momento di storia della nostra città. Quindi abbiamo cercato in questo periodo, con molte difficoltà legate anche al tempo, al caldo, poi che non è stato amico certamente nei primi mesi di questo progetto, di offrire delle esperienze. E quindi i partner in primis si sono messi in gioco e siamo riusciti, diciamo, a creare dei calendari mensili in cui questa stanza è aperta e dove le persone, soprattutto quelle della palazzina, ma non solo, quelle anche delle zone immediatamente adiacenti, possono venire e trascorrere del tempo in amicizia, in socialità. Ecco, a questo proposito specifichiamo sin da subito che tutte le proposte erano sì rivolte agli abitanti della palazzina, ma non solo, erano ovviamente aperti a tutta la città. Io andrei a citare intanto i partner, perché li abbiamo nominati diverse volte, quindi è giusto, alcuni poi nelle prossime puntate andremo anche a conoscerli proprio direttamente dalla loro viva voce, e quindi vi faccio l'elenco appunto delle realtà che hanno deciso di mettersi in gioco insieme al Comune di Vittorio Veneto, e quindi Cooperativa Sociale Sorgente, Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, Società di San Vincenzo de Paoli Onlus e Associazione Amici del Centro Sociale Piazzoni Parravicini, Associazione Media Età, Fondazione La Porta ETS, Associazione La Tenda Multimedia e con la collaborazione dell'Istituto Cesana Malanotti. Questi i partner, e faceva riferimento Stefania Chies poc'anzi, dopo un primo momento insomma di briefing in cui si sono riunite le idee e sono state così elaborate anche alcune proposte. Vi riporto un po' indietro allo scorso 4 giugno, quando sono state presentate proprio le attività, e quindi tutti i partner hanno presentato le loro attività proprio all'interno della saletta, con un incontro, devo dire, molto, molto partecipato. Tra pochissimo andremo proprio all'interno della saletta e inizieremo a vedere anche appunto gli spazi interni della saletta, a cui abbiamo fatto più volte riferimento. C'è stata appunto la presentazione dei vari partner che hanno presentato le loro idee. Ovviamente il programma si è anche modificato col passare delle settimane, col passare del tempo. Qui eravamo appunto a giugno e poi nei mesi di luglio, agosto e settembre sono state realizzate alcune attività, e poi dal mese di ottobre c'è stato un ulteriore cambiamento, ecco, se vogliamo. Ecco, queste sono proprio le immagini a cui facevo riferimento poc'anzi, e qui vediamo insomma la presentazione delle attività. Prima di entrare un po' nello specifico e ripercorrere anche alcuni degli eventi che sono stati caratterizzanti per le ultime settimane e gli ultimi mesi, passerei nuovamente la parola all'assessore Ceccarini. Innanzitutto, quanto è bello veder collaborare insieme tante realtà, insieme al Comune, insieme ai servizi sociali del Comune, unite per un unico obiettivo.
Sì, ecco, allora grazie della domanda, perché anche attraverso questo canale devono raggiungere i ringraziamenti, i nostri ringraziamenti a tutte queste persone che fanno parte di associazioni, perché ricordiamoci che dietro all'ente, al gruppo, c'è una persona, due persone, quelle che veramente si vengono alle riunioni, che poi vanno ad aprire la stanza, che stanno insieme ai nostri anziani. Ecco, allora dobbiamo ringraziarle veramente tanto, perché è soprattutto grazie a loro, insomma, che il progetto ha preso piede e ha trovato il gradimento e che continua e che continuerà, perché guardiamo anche al futuro, perché questo progetto continuerà con le gambe del comune e con le braccia di tutti questi volontari, per cui ecco, un doveroso ringraziamento a queste associazioni, che molto diverse tra loro anche, perché non sono tutte nate solo per occuparsi di persone di una certa età, no? Però ognuna ha trovato il suo filone per essere preziosa. E poi un doveroso ringraziamento va anche comunque agli assistenti sociali e agli amministrativi, insomma, del Comune di Vittorio Veneto, che ha portato avanti il coordinamento, le pratiche, quelle che sono necessarie, insomma, per far funzionare una macchina del genere. E anche a Martina, che è la responsabile, insomma, della cooperativa, che ha in gestione, diciamo, anche qua una parte dell'organizzazione del nostro progetto. Quindi davvero preziose tutti i partner, che è stato un raccogliere intorno a questa idea di voler fare un qualcosa di significativo per gli anziani, e che nel tempo si è mantenuto, e di questo bisogna dargli tanto atto, veramente. Certamente, certamente. Abbiamo visto queste immagini con la presentazione, c'è stato il periodo estivo, ok, come diceva anche prima Stefania Chies. Dopo l'estate c'è stato un po' un momento di riorganizzazione, se vogliamo, anche delle attività, facendo tesoro anche di quelli che erano i consigli che venivano direttamente dagli utenti. Una cosa particolare che secondo me va sottolineata è che questo progetto non ha proposto delle cose così calate dall'alto, ma c'è stata una sorta di condivisione anche con i fruitori stessi, giusto Stefania, delle attività? Certamente, perché il lavoro delle assistenti sociali che si occupano proprio dell'area anziani è stato fondamentale, sia nella fase di pensare un po' il progetto e poi di scrittura del progetto, ma poi proprio anche per arrivare alle persone, perché era importante far capire a tutte le signore e i signori che abitano soprattutto in quella zona e che noi conosciamo, l'importanza di così aderire a queste iniziative e anche far apprezzare loro la spontaneità anche dei momenti che venivano loro offerti, quindi dovevano andare lì con gioia, con tranquillità, senza magari aspettarsi grandi cose e comunque senza preoccupazioni particolari. Quindi il lavoro delle assistenti sociali in tal senso è stato molto importante ed ha aiutato le associazioni quindi poi ad entrare maggiormente in empatia, in contatto con queste persone e a offrire anche poi delle esperienze, dei momenti, proprio frutto anche di questo ascolto, perché tutte le attività che venivano offerte rispondevano anche a dei bisogni o delle attenzioni o dei desideri di queste persone. E questo è il senso del progetto, cioè non calare dall'alto appunto, ma stare in ascolto, cercare di mettersi nei panni delle persone e capire che cosa potrebbero desiderare di trovare in quello spazio. Quindi noi quest'anno è stato importante soprattutto per questo, perché è un anno, chiamiamolo, di sperimentazione, in cui ci siamo sperimentati noi nel organizzare, trovare la quadra anche organizzativa e poi capire anche come poter dare gambe e solidità a questo progetto, aprendolo anche, quindi sapendo anche ascoltare ancora di più
le persone che potrebbero beneficiare di questo progetto. Come diceva infatti l'assessore, bisognerà aprirsi al territorio adesso, quindi Ceneda sarà, e la città poi anche, sarà i nostri prossimi interlocutori. Vogliamo che questo spazio diventi veramente uno spazio vitale che cammini da solo anche in un certo senso. Certamente, a questo proposito sono stati realizzati anche degli eventi, mentre appunto Stefania stava parlando abbiamo visto alcuni eventi particolari che sono stati realizzati in questi mesi. Abbiamo visto una proiezione di filmati storici vittoriesi che è stata fatta lo scorso 4 ottobre, che lo ricorderanno anche sia l'assessore sia Stefania, ha veramente catalizzato l'attenzione di tante persone. Avevamo la fila fuori dalla porta, ricordate? Quindi è stato un bel momento in cui abbiamo ripercorso, anche visto un po' di immagini storiche della nostra città, del quartiere, eccetera. Dopodiché sono stati proposti altri momenti, altri eventi, chiamiamoli così. Uno su tutti, appunto stavamo vedendo le immagini poc'anzi, il concerto, un piccolo concerto degli Sconcertati che a fatica si sono fatti spazio all'interno della saletta, ma che hanno veramente emozionato con suggestione gli ospiti e il pubblico. Ovviamente gli spazi sono quelli che sono, non è possibile fare chissà cosa, però vi stiamo con queste immagini facendo capire che questa saletta vuole essere veramente polifunzionale e a disposizione del territorio con proposte di diversa natura. Passiamo ad esempio a vedere altre immagini dai canti del coro degli Sconcertati che hanno animato appunto sabato pomeriggio di fine novembre, a delle immagini appunto che riguardano, la vedete in questo momento, Luisa Strazzer, che ha proposto in collaborazione con la Porta questo percorso di longevity, questo corso di longevity che grazie anche alla sua perseveranza, settimana dopo settimana è riuscito a mettere insieme un gruppetto di persone che si ritrovano per quest'oretta di un'attività che non è ginnastica, ma quasi, insomma, ecco, chiamiamola così. Quindi questo per farvi capire la poliedricità proprio delle proposte che sono state presentate all'interno del progetto. Vedo l'assessore che guarda ammirata queste immagini e quindi torno da lei. Quanto è bello vedere appunto queste diverse realtà operare all'interno di una saletta e, diciamocela anche in maniera abbastanza chiara, limpida e sincera, all'inizio c'è stata un po' di diffidenza, non è stato facilissimo così catturare l'attenzione e portare le persone all'interno della saletta. Sì. Allora, ripartiamo da quel caldo incredibile estivo, no? Dove noi consigliavamo agli anziani di venire nella nostra saletta e alla televisione dicevano state in casa che fa caldo. Certo. Quindi ecco, diciamo che ci sono state delle questioni proprio molto molto pratiche. Poi, come in tutte le cose nuove, bisogna conoscerle, bisogna abituarsi, bisogna far arrivare il messaggio nella maniera giusta, no? E per questo ci vuole tempo. E poi ci sono dinamiche, si deve creare quell'alchimia tra chi frequenta, no? Il gruppo, l'ambiente, e quindi l'aver pian piano attirato persone da altre zone della cittadina ha mescolato gli abitanti di Via Cosmo con altre persone che comunque erano a casa da sole, che quindi avevano bisogno, avevano voglia. Io conosco personalmente delle figlie che sono andate a prendere le mamme per portarle. Hanno incentivato. Sì, quell'oretta, perché hanno colto la ricchezza di questo. Adesso per esempio si è attivato anche un trasporto, cioè riusciamo ad andare a prendere le persone più lontane per portarle a fare quell'attività. E man mano, insomma, il gruppetto è aumentato e comunque ha sempre una dimensione
piccola, dove si sta bene insieme, dove ci si parla, dove ci si ascolta, no? E al di là di queste attività un pochino più ampie, che sono appunto i concerti, le proiezioni, ma anche per esempio è stata invitata una psicologa che ha tenuto degli incontri sulla memoria, facendo anche delle attività laboratoriali che sono piaciute molto. Allora in quel caso di nuovo si è sparsa la voce e c'è stato il gruppo un po' più ampio, oppure sono stati fatti degli incontri sul benessere, in particolare dei piedi, perché c'è niente da fare, i piedi ci sorreggono tutti noi e andando avanti con gli anni possono avere dei problemi, e anche quelli sono stati molto partecipati. Per cui ecco, si alternano momenti diversi, no? Dove si cerca di rispondere a dei bisogni, oppure di far venire voglia di partecipare. Ripasso la palla a Stefania Chies. Questo progetto appunto si inserisce all'interno dei vasti ambiti dei servizi sociali del comune di Vittorio Veneto. Per chi non sapesse di che cosa si occupa il vostro ufficio, come svolgete la vostra attività quotidiana, giorno dopo giorno? Bella domanda, Federico. Molto varia. Allora, la dimensione del servizio sociale è chiara, è quella di essere a disposizione dei cittadini fragili naturalmente. Questa è la mission in generale, è la competenza che ci viene dalla norma. Di fatto è uno spazio dove i cittadini vengono facendo molte richieste. Allora, se vogliamo focalizzarci un attimo sugli anziani, perché una fetta molto importante del nostro lavoro è proprio dedicata a questa fascia di età, dobbiamo dire che negli anni il servizio si è molto potenziato. La città infatti diventa sempre più vecchia. È vero, come diceva l'assessore, è una ricchezza, però c'è anche l'altra parte della medaglia. La solitudine e poi la longevità non sempre è accompagnata da benessere. Benessere inteso come benessere fisico naturalmente, non parliamo solo di problematiche di relazione, ci possono essere anche problemi anche di natura economica, perché le spese sono sempre molte e le pensioni, noi sappiamo, non sempre sono all'altezza dei bisogni. Quindi anche la nostra equip quindi è aumentata. Attualmente abbiamo 2 assistenti sociali che si occupano dell'area anziani, l'assistente sociale Maria Rita Andreatta e l'assistente sociale Sara Boscaratto, le quali cercano di seguire tutti gli aspetti che prevedono appunto un'azione nei confronti degli anziani. Chiaramente il servizio principe è l'assistenza domiciliare, che non ha esclusività per gli anziani, ma il 60-70% del nostro lavoro è destinato a questa popolazione. Quindi attraverso delle operatrici sociosanitarie noi andiamo nelle case delle persone quotidianamente o comunque con cadenza abbastanza regolare. Sono circa 70-80 queste persone che di media noi abbiamo in carico, e andiamo ad aiutarle un po' nell'igiene personale, un po' nelle piccole faccende domestiche, cioè senza però avere il compito di essere una colf o di essere chiaramente una badante, però dando un po' di supporto per favorire l'autonomia della persona, per permettere alla persona di continuare a vivere nel proprio contesto abitativo. Poi chiaramente offriamo anche, sempre attraverso il servizio, anche di assistenza domiciliare, anche delle prestazioni fuori. Accompagniamo dal medico, accompagniamo in farmacia, andiamo a fare la spesa assieme agli anziani, svolgiamo delle commissioni anche presso, non so, i CAF o qualsiasi altra richiesta l'anziano possa aver bisogno, soprattutto quando non può disporre di supporti familiari, caregiver, vicini, amicizie. Poi abbiamo i pasti a domicilio, anche questo sono una risorsa importante, alternativa a quella del Piazzoni, uno dei nostri partner. Uno dei partner, esattamente. È bello secondo me far conoscere anche queste dinamiche, quello che fanno gli uffici, perché
molto spesso si tende a semplificare, si parla in maniera un po', converrà con me anche l'assessore, e i servizi sociali, ok, ma che cosa sono poi effettivamente i servizi sociali? Stefania adesso ci ha dato un panorama che è veramente molto ampio, molto complesso e molto articolato. Noi ci stiamo avviando verso la fine della nostra puntata appunto che abbiamo voluto realizzare e dedicare al progetto Shares. Sarà la prima puntata, poi ce ne sarà anche un'altra. Io vorrei ricordare che il progetto è finanziato nell'ambito del Piano Territoriale 2021-2023, interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo della Regione del Veneto. Ecco, perché appunto ha avuto il sostegno per questa prima parte appunto dalla Regione del Veneto, ma adesso arriva la domanda delle domande per l'assessore. Di base ci aveva già anticipato prima, col 31 dicembre finisce la prima parte del progetto, ma poi, assessore Ceccarini, che cosa succede? E il progetto continuerà, sarà l'occasione per ripensarlo eventualmente, no? Per ampliarlo, per trovare un nuovo filone di idee, perché comunque il Comune si è impegnato, e lo facciamo più che volentieri, a continuare la frequentazione, insomma, di questa saletta, e invitando tutti i cittadini e le cittadine a venire a conoscerci. Insomma, la prima cosa è fare un colpo di telefono anche ai servizi sociali per sapere gli appuntamenti, i prossimi appuntamenti. Ci sono anche sul sito, per chi è più digitale può entrare sul sito del Comune, e nell'apposita pagina con il nome Share, come appare in televisione, c'è il calendario del mese con le attività settimanali, oppure sui social. Insomma, ci siamo riproposti di essere più bravi nella promozione, quindi stamperemo dei foglietti che metteremo, insomma, nei luoghi un po' di frequentazione, a partire dalle associazioni, no? Con le quali collaboriamo, in modo che ci sia questa promozione. Ecco, quindi sicuramente si va avanti. Sicuramente si va avanti, vedo che anche Stefania Chies annuiva davanti a questo auspicio, che è più di un auspicio, dell'assessore Ceccarini. A proposito di appuntamenti, il 20 di dicembre a partire dalle 14:30 ci sarà un altro momento di musica presso appunto la saletta di Via Cosmo, con il coro della cattedrale, un piccolo appuntamento musicale, quindi vi invitiamo a partecipare, anche perché in un recente tavolo che è stato realizzato proprio lì in saletta è stata coinvolta anche la parrocchia, e c'è la volontà appunto di creare questa rete, anche, non ne abbiamo parlato, ma insomma è anche uno degli scopi, per andare a individuare eventuali problematiche che possono esserci sul territorio, che possono presentarsi, e che magari problematiche delle quali il Comune può non essere a conoscenza, e appunto l'ufficio dei servizi sociali può non essere a conoscenza. Abbiamo voluto raccontarvi in sintesi, se vogliamo, il progetto Shares. Lo faremo in un'altra puntata, coinvolgendo questa volta i partner, alcuni dei partner che hanno preso parte a questa iniziativa. Io mi permetto di ringraziare intanto Martina Tormena e Maria Saccon di Alter Evo, che hanno aiutato nel corso dello svolgimento di questo progetto sotto molteplici forme, e poi saluto e ringrazio le ospiti che sono state qui con noi in studio, e quindi Laura Ceccarini, assessore alla città solidale, inclusiva e alla famiglia, e Stefania Chies, responsabile dei servizi alla persona del Comune di Vittorio Veneto. Grazie per essere state qui con noi in studio, aver condiviso queste impressioni e averci dato anche uno spaccato di quella che è la società di Vittorio Veneto. Quindi grazie a voi per essere state qui. Grazie, buonasera. Grazie a voi.
E noi andiamo a chiudere questo speciale dedicato al progetto Shares. Da Federico Campodall'Orto un buon proseguimento con la programmazione della Tenda TV.